gotta do to make you care? What do I do? Da queste bellissime immagini parte l'avventura del nostro programma Momenti. Con le nostre telecamere, con quelle di Angelo Bartuccio, cercheremo di entrare nelle città della nostra provincia e di scoprire usi, costumi e tradizioni. Lei è un pochettino la voce storica di Santa Lucia del Mela. Ci racconti Santa Lucia del Mela, ieri, oggi, e che cosa sarà in futuro questo paese? Siamo sul terrazzo del castello, panorama che spazia un bellissimo anfiteatro naturale, come potete vedere, da Capo Calavà a Capo Vaticano in Calabria, con sullo sfondo le 7 perle dell'arcipelago eoliano. Il nostro è stata da sempre una città antichissima, una città storica, città demaniale, una città libera, e ha avuto il privilegio in questo castello di ospitare lo Stupor Mundi, il grande imperatore Federico II di Svevia, che scelse Santa Lucia come luogo di svago e di riposo, essendo lui un amante della caccia, e i nostri monti erano ricchi di boschi e ricchi di selvaggine e si prestavano benissimo a questa sua attività amatoriale. Federico II che proclamò Santa Lucia del Mela prelatura nullius, cioè la prima prelatura del mondo direttamente assoggettata alla Santa Sede. Quindi grazie a questo privilegio nel tempo la città si è arricchita di monumenti, di magnifiche chiese, di palazzi, architettura medievale che ancora oggi, nonostante gli scempi che hanno caratterizzato anche il nostro centro, si possono ancora ammirare. Abbiamo nel castello, che poi è stato adibito a santuario in un'ala del castello, nel 1674, una bellissima Madonna del Gaggini, fra le più belle opere che l'artista abbia mai lasciato. Questa è proprio un'opera del maestro, non della scuola, è del 1529, un'opera meravigliosa. Poi abbiamo la magnifica Basilica Cattedrale, a 3 navate, di stile rinascimentale di derivazione brunelleschiana, che custodisce opere di pittura e di scultura dei più grandi artisti siciliani del 500 e del 1600. Basti pensare che nella nostra cattedrale c'è una bellissima tela raffigurante San Biagio di Pietro Novelli, il Morialese, che è stato il più grande pittore siciliano del 1600. Poi abbiamo una bellissima altra chiesa basilicale a 3 navate dell'Annunziata del 1400, che custodisce una tavola meravigliosa, un dipinto su tavola del 1400, la Madonna delle Grazie, addirittura di scuola veneta. Qui siamo Duccio da Boninsegna, che è una tavola che per la sua rarità e per la sua bellezza era stata trafugata nel 1970 e fortunatamente è stato un miracolo, è stata ritrovata a Roma. Poi ancora scendendo, perché il nostro è un centro ricco di chiese, ci sono moltissime chiese, una quindicina di chiese, e ogni chiesa è una pinacoteca, ci sono bellissime opere d'arte. Nella piazza, scendendo in piazza Meridignota, abbiamo il chiostro del 1521, che era costruito dai frati minori, con accanto anche la chiesa del Sacro Cuore, che custodisce anche pregevoli opere d'arte, tra cui un crocifisso ligneo molto bello e espressivo.
stesso piatto. Baranto stesso buco. E vedo uomini, uomini, paresi a guerra. Parece a guerra, per non moscio di terra. Moscio di terra. Naria la fontana, mano a Luciano, testa d'Amiciana. Quando la vita in aria la fontana, con la camicia tutta ciuri, e la fattetta di mille colori. Con la camicia tutta ciuri, e la fattetta di mille colori. Manco domandare come ti chiami, come te chiamare. Quando mi parla mi faccia pampa, è un cuore temporale che la scampa. Quando mi parla nicchia e un sangue se fai acqua di bottiglia. Oh, di luce alla sine meraviglia, la cenatura